Un'accoglienza straordinaria in Prato della Valle, una delle piazze più belle al mondo, è stata riservata alla Mille Miglia, la storica gara automobilistica che quest'anno compie 90 anni. Confartigianato Padova, main sponsor della Mille Miglia, ha voluto contribuire alla manifestazione, esponendo alcuni esemplari di autovetture d'epoca che raccontano sì di passione ma anche di tanta professionalità espressa dagli artigiani autoriparatori. In questa manifestazione, con questi gioielli che sono rappresentati dalle macchine, dalle automobili d'epoca, troviamo i nostri artigiani che sono gli autoriparatori, i carrozzieri e i tappezzieri, maestri d'arte che hanno saputo lavorare su questi gioielli sapientemente e dando vita e possibilità a queste auto di percorrere ancora ai giorni nostri le strade delle nostre città. Per operare su vetture così delicate e preziose serve tanta preparazione e capacità di risolvere i problemi, qualità fondamentali di ogni buon meccanico artigiano. Siamo qua a rappresentare una categoria di autoriparatori, di sistema di categoria. E la filiera è molto lunga per preparare le scocche, del tappezziere, la parte elettrica, la meccanica. Non si può andare da un ricambista, una casa madre, per trovare i pezzi per far vivere queste macchine, bisogna per forza costruirli. Sono partito a fare carrozziere a 15 anni e dopo 20 anni mi sono messo sul ramo delle macchine d'epoca, sui restauri. Ho approfittato della giornata delle Mille Miglia, visto che è una giornata di macchine sportive da corsa. Ho pensato di portare una 124 Abarth, nato solo per le corse. È una macchina che correva 40 anni fa e si può dire che è una delle prime macchine moderne che hanno cominciato a correre. Comune denominatore di questi artisti dell'automobile che ben interpretano il manifesto futurista di Marinetti è la ricerca della perfezione e la passione. Passione anche sull'estetica e sulla finitura dei cablaggi, impianti elettrici, soprattutto motoristici e soprattutto gli interni, curati sulle qualità di finitura. E poi una cosa molto importante, passione soprattutto per i marchi quali Maserati e quant'altro, dove lavoriamo da parecchio tempo in collaborazione con le case automobilistiche. Questo è anche un momento, una possibilità per la nostra associazione di dimostrare quello che gli artigiani fanno. Lo fanno attraverso corsi di formazione, attraverso le capacità innate nella loro persona, ma anche nel tempo la capacità e la voglia di rinnovarsi e di imparare. Diciamo che la meccanica non ha mai fine. Le vetture di oggi sono, penso, la parte più tecnologica che ci sia attualmente in circolazione. Per far dialogare 70, 80, 90, 110 centraline su mezzo avranno sempre la necessità di un tecnico che le segue. E per quello diciamo ai giovani che imparare una manualità di queste attività vuol dire vivere negli anni e far vivere tante bellezze e meraviglie. Questa passione è nata per puro caso, diciamo, perché nel 2002 mi è stata ritirata la patente per un mese. Sono andato a prendere in affitto un'auto di quelle che allora si potevano guidare senza patente e nel salone c'era esposta una bella 1100E blu diplomatico. Il mio errore è stato quello di chiedere se fosse in vendita. E da là è cominciata tutta questa storia, che adesso mi trovo un capannone di macchine d'epoca. Amore a prima vista che fa scoprire tutto un mondo, fatto sì di manualità, forza, ma soprattutto di ingegno, tecnica, fantasia, preparazione e conoscenza da tramandare. Il mondo delle auto d'epoca implica moltissime cose, tante sfaccettature, per cui hai bisogno di carrozzieri. La gran parte di questi carrozzieri meccanici sono degli artigiani con i capelli grigi, i quali hanno dato tutta la loro vita a queste macchine e loro sanno come fare a mettersi le mani, come farle funzionare, come farle cantare bene, perché il rumore di queste macchine è una musica.